Non solo Agrigento e l'intera Sicilia, ma il sud è stato ieri con il naso all'insù, identificando uno strano oggetto nel cielo. Le immagini riprese poi anche dalla stampa nazionale evidenziano un bagliore e una forma imprecisata a muoversi e il popolo della rete si scatena a dare la sua lettura. Chi parla di UFO, chi di forme di vita presenti nello spazio, insomma, le ipotesi che si leggono sono le più disparate. Alla fine la più accreditata sembrerebbe quella fornita dal Centro Meteorologico Siciliano, che intorno alle 23 ha pubblicato un aggiornamento secondo cui l'avvistamento che sta interessando il Sud Italia sembrerebbe essere il razzo vettore dei satelliti Starlink e sottolinea che alle 19:15 di ieri SpaceX ha lanciato un lotto di satelliti per la costellazione Starlink dal complesso di lancio 40 a Cape Canaveral in Florida. Questo lancio, spiega, fa parte del progetto SpaceX per fornire un sistema di comunicazione internet spaziale attraverso una vasta rete di satelliti in orbita bassa terrestre. Starlink è una costellazione di satelliti attualmente in costruzione dal produttore privato aerospaziale statunitense SpaceX, di proprietà di Elon Musk, per l'accesso ad internet satellitare globale in banda larga a bassa latenza. Ma c'è chi giura che un satellite di tal fatta non segue questo tipo di traiettoria e non ha un alone al di sopra.